Alle 7.26 di martedì 23 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. 31 anni fa la strage di Capaci, tra poco la rievocheremo con il sindaco di Corleone Nicolosi. Intanto abbiamo una notizia dell'ultima ora, ci sono stati 12 misure cautelari tra arresti, persone già arrestate che hanno ricevuto il nuovo mandato, tra Casteldaccia e Palermo. Stamattina inaugureremo 7x7, si chiama così la nostra formula che abbiamo inventato per intervistare con la stessa misura in maniera uguale i 7 candidati a sindaco di Catania. Oggi avremo il primo, tra poco sapremo chi è. Ricordo che domenica prossima si vota in tantissime parti della Sicilia, 128 comuni, saranno coinvolti 1.400.000 elettori. Naturalmente Catania è la località che ha maggiore rilievo dal punto di vista politico. Intanto, altra notizia, sarà pronta nel 2025 la Ragusa-Catania, costa 28 miliardi, l'ha annunciato il ministro per le infrastrutture Salvini ieri a Catania. Dopo anni di attese, intoppi burocratici e lungaggini di ogni tipo, il collegamento stradale Ragusa-Catania, opera ritenuta strategica per la Sicilia, verrà realizzato. Ad assicurarlo il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che al Pala Regione di Catania, assieme al presidente della regione Schifani e ai vertici ANAS Edoardo Valente e Aldo Lisi, ha presentato il progetto. Previsto un investimento complessivo pari a 1,5 miliardi di euro. Più di 1 miliardo di investimenti divisi in 4 lotti per far partecipare più aziende possibile, con tanti posti di lavoro creati, e quindi connette città che oggi magari si sentono lontane perché si parla giustamente tanto di Palermo e di Catania, però la Sicilia è tanto altro oltre Palermo e Catania. Stiamo lavorando anche per il commissariamento e l'accelerazione dei lavori sull'autostrada fra Palermo e Catania. Parlando poi del ponte sullo stretto, suo cavallo di battaglia, Salvini promette che farà parte di un sistema di infrastrutture. Sono in cantiere o saranno in cantiere 28 miliardi di euro di lavori fra strade, autostrade e ferrovie. Lo sviluppo dei porti, degli aeroporti, delle strade, delle autostrade, delle ferrovie insieme al ponte nell'arco di pochi anni rendono la Sicilia una potenza a livello europeo, non solo a livello italiano. E c'è sempre lo spinoso problema del caro voli. Stiamo ragionando con le compagnie, spero che il percorso di ITA, non voglio ovviamente entrare in campo altrui, però si completi nell'arco di pochissimi giorni, così avremo un interlocutore solido e definitivo, e poi anche con gli organismi di controllo che dipendono dal mio ministero stiamo ragionando. Eccoci qua. Dicevamo Capaci, 31 anni fa, ci sono numerosissime manifestazioni in tutta la Sicilia, così come nel resto del paese, Palermo in piazza, anche Campobello di Mazara dove si nascondeva Messina Denaro. Vediamo. Ricostruire i fili della memoria e riallacciare le trame della legalità. E questo è lo slogan della marcia, dal Tribunale alla Questura andata in scena a Palermo in vista del 23 maggio. Presenti delegazioni di studenti di diverse scuole cittadine. L'idea è quella di connettere simbolicamente i luoghi che hanno subito l'attacco della criminalità mafiosa. In testa al corteo Tina Montinaro, vedova di Antonio, agente di scorta, ucciso nella strage di Capaci. Abbiamo preso l'ultimo stragista. Però insomma dobbiamo anche dire ai ragazzi che non è che non c'è più la mafia, no? Siamo qui per questo, per fare capire a tutti loro che è importante la loro partecipazione e che loro devono sempre pretendere la libertà. Tenere viva la memoria è compito della scuola, dice uno degli organizzatori della marcia. Ci sono 87 istituzioni scolastiche della provincia di Palermo che hanno aderito a questa rete. È una rete che si propone il tema di promuovere all'interno delle scuole la cultura dell'antimafia, che è un tema fondamentale. La scuola ha il dovere di ricostruire la memoria e la scuola ha il dovere di fare in modo che le sue attività didattiche e pedagogiche siano ogni giorno protese a costruire una cultura contro la mafia. Oggi questo corteo simbolico che collega il Palazzo di Giustizia con la Questura vuole ricordare i martiri del 23 di maggio, i martiri della strage di Capaci
Iniziative e manifestazioni anche a Campobello di Mazara, il paese dove si nascondeva il superboss Matteo Messina Denaro. Un nuovo corteo per dire no alla mafia, con il sindaco del paese che parla di nuova mentalità nella comunità di Campobello. Campobello non può essere rappresentata da solo 10, 15, 20, non so quanti accoliti e consei che hanno garantito la detenza Messina Denaro, ma vogliamo essere rappresentativi della società più buona, più migliore che possa esserci, perché è questo su cui noi dobbiamo puntare. Ogni sforzo che fa il sindaco, ogni sforzo che fa la scuola è rivolta a migliorare la nostra società. I quotidiani siciliani come ricordano Capaci, Angelo? Ci sono tantissimi approfondimenti sulla Sicilia, ad esempio la Sicilia di Catania, parla Rosaria Schifani, ricorderete le sue invettive proprio durante i funerali, e c'è un particolare, come dicevamo parla la vedova di Vito, uno degli uomini della scorta di Giovanni Falcone morti nella strage. Dice che le parole che ha pronunciato in chiesa quel giorno Don Cesare mi aveva dato un foglio e c'era scritto altro. Lei poi insomma disse quello che sentiva proprio dal cuore. E poi le cerimonie per ricordare Capaci sotto casa della famiglia del boss, la scuola dedicata a Giuseppe Di Matteo, piccolo vittima della crudeltà veramente mafiosa. Questo sulla Sicilia, ma si parla anche di Capaci sulla Gazzetta del Sud. Capaci, la memoria è coscienza etica. Palermo è cuore delle iniziative. In collegamento da Roma la Premier Giorgia Meloni. Oggi è il 31esimo anniversario della strage, l'abbiamo sentito, che costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie e 3 agenti di scorta. Ne parleremo nel corso della nostra mattinata. Questi soltanto alcuni dei titoli evidentemente che i giornali dedicano alla vicenda, e la memoria, anche le polemiche, il bunker, i raduni, il silenzio, un 23 maggio pieno di ragazzi, questo sulla edizione di Palermo di Repubblica, che poi scrive un approfondimento molto interessante, quell'asse Sicilia-Calabria che Falcone vide per primo dopo il delitto Scopelliti. Questo è un approfondimento, l'attentato contro il PM della Cassazione, il capitolo iniziale di una convergenza sfociata poi nei massacri del 93 di Firenze, Milano e Roma. Oggi la conferma con una sentenza. Quindi tanti risvolti e ancora tantissimi misteri. Questo per ricordare Capaci. Poi andiamo sulla prima pagina della Sicilia di Catania, perché ti leggo una notizia che certamente ti lascerà un po' interdetto, perché dopo la Cenere c'è la stangata voli per rientrare. Perché è stato riaperto Fontanarossa, ma i passeggeri in partenza e in arrivo sono stati costretti a pagare biglietti a prezzi pieni o a trovare alternative con pesanti disagi. Quindi oltre al danno c'è stata anche la beffa. Infrastrutture, ne abbiamo parlato, abbiamo visto prima il servizio, la Catania-Ragusa sarà pronta entro il 2025, in cantiere lavori per 28 miliardi, questo è quello che scrive la Sicilia di Catania. Poi ancora andiamo a leggere a Gravina un ex detenuto ha aggredito una donna con cui conviveva, questo per la cronaca, e Mattarella che ha ricordato a 120 anni dalla morte Manzoni voleva l'Italia unita e non staterelli. Queste le parole del Presidente della Repubblica. Poi fuori gioco, il titolo si riferisce alla sentenza plusvalenza, inchiesta -10 alla Juve nella giornata di ieri, classifica rivoluzionata ma non è finita, in campo c'è stato poi il crollo della squadra che evidentemente ha saputo di questa penalizzazione appena 10 minuti prima di giocare con l'Empoli. Una bella notizia per i giocatori. Poi stavamo dicendo della beffa dei passeggeri, danneggiati e beffati, biglietti a caro prezzo per tornare al reperto Fontanarossa, riprotezioni spesso inconciliabili, tariffa piena e disagi. Quindi mentre l'Etna sbuffa, ancora la fotografia. Queste sono praticamente le persone all'aerostazione di Fontanarossa in attesa di soluzioni per partire, soluzioni che evidentemente sono state davvero salate e costose. La storia di 4 ragazzi, pensa Catania-Milano, come un ritorno all'inferno, il racconto di 4 ragazzi rimasti bloccati in aeroporto. Questo per la vicenda voli, ma
attenzione, perché ci sono una serie di notizie che riguardano l'energia, perché ad aprile c'è stato un crollo, l'ennesimo dei consumi. Nel paese sono scesi i consumi del 4,3% rispetto al 2022, in Sicilia 85 gigawatt in meno rispetto a marzo. Le industrie energivore hanno assorbito il 9,1%, si è ridotta la produzione di fonti rinnovabili, meno 2,8%. Insomma, non è che in questo momento l'energia si sta trasformando, voi perché si va verso il green, ma soprattutto perché le persone dopo le tante stangate riducono e tanto, direi, i consumi. Ma c'è di più, il gas adesso costa 29 euro a kilowattora, cioè praticamente un crollo. Pensate che costava quasi 200 euro a kilowattora qualche mese fa. Una notizia che riguarda invece la città di Catania, dopo quanto successo con il maltempo, super lavoro per salvare l'estate, interventi nei parchi per gli effetti della pioggia e del vento, decine di cartelloni abbattuti, scogliere e playa. Tra le zone più colpite sono stati rimossi gli alberi, le foglie e anche la sabbia dal viale Kennedy, ma è stato davvero... Ne abbiamo parlato parecchio ieri sulla costa, diciamo... Un danno enorme anche per chi si occupa degli stabilimenti balneari. Adesso andiamo alla prima pagina del giornale di Sicilia. Vedete l'apertura per Capaci e le bombe del 93, quindi torniamo alla commemorazione di oggi, l'inaugurazione del museo nell'ex stazione ferroviaria, la posa della prima pietra di quello dedicato a Giovanni e Paolo, i momenti salienti, in scena anche i giovani universitari, e poi nel trapanese le feste sanno di liberazione dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. Anche qui in evidenza Catania-Ragusa, al via ai lavori dell'ultimo lotto, e poi leggiamo anche qui della Juve penalizzata di 10 punti per la vicenda delle plus valenze. E lasciamo anche il giornale di Sicilia, siamo adesso invece all'edizione palermitana di Repubblica. Abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato, il giorno di Falcone, eccolo qui, come vedete questa foto notizia, e poi le polemiche dopo l'intervento di Alfredo Morvillo sulle pagine proprio di Repubblica. C'è la replica di Maria Falcone: le cose sono cambiate, oggi è l'anniversario della strage, poi le manifestazioni ce ne saranno tante, ne parleremo, le racconteremo, le faremo anche vedere, ma c'è una notizia che fa pensare. La Regione autorizza i corsi di formazione dell'impresario funebre che incontrava i boss. Questa certamente non è una bella notizia nel giorno proprio delle commemorazioni per la strage di Capaci. Questo per la prima pagina di Repubblica Palermo. E poi sempre all'interno su Repubblica ci sono diversi approfondimenti anche di altro, però ce n'è uno che riguarda proprio nel giorno di Falcone, si parla di Don Pino Puglisi, volto del festino, e l'orefice dice agli ucraini: resistete come fece lui. L'immagine apparirà con quella di Biagio Conte a Porta Felice, l'arcivescovo porterà una reliquia a Kiev. Una bella iniziativa che viene evidenziata questa mattina sull'edizione di Palermo di Repubblica. E poi ancora sempre a proposito della notizia che abbiamo visto in prima pagina, l'impresario funebre appassionato di politica incontrava i boss mafioso. Il gruppo Trinca ha avuto il via libera dalla Regione per diventare un ente di formazione. L'anno scorso la campagna elettorale per il sindaco Lagalla, insomma un personaggio un po' discusso evidentemente nel palermitano e soprattutto sulla città di Palermo. Adesso andiamo a vedere la prima della Gazzetta del Sud, perché l'apertura qui è sempre dedicata alle vicende che riguardano la città di Messina, la doppia partita di Palazzo Zanca. A fondo dell'opposizione Basile si mostra sicura e in mezzo c'è sempre il Partito Democratico. A Messina giorni delicati per la crisi politica che non si sblocca, e i rilievi della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio. Insomma, i conti del comune vanno certamente sistemati. C'è un richiamo sulla prima pagina anche a quanto abbiamo visto nelle pagine
pagine interne a proposito delle celebrazioni. Giovanni Falcone, Palermo e l'Italia ricordano e ricorderanno, questo il titolo. E poi vedi, si torna a parlare di quanto accaduto in Emilia Romagna, i primi 100 milioni all'Emilia Romagna. Questo è il titolo che è stato scelto dalla Gazzetta del Sud. Ma oggi si parla di l'esecutivo, danni per 5 miliardi, quindi questa è proprio l'inizio. Esattamente, vanno individuate le coperture. In arrivo pare una nuova lotteria proprio per fare fronte a questa emergenza. Qualche schermaglia intanto nella maggioranza sui fondi dell'Unione Europea per la ripresa. Truppe di terra, incursioni ucraini, Russia sotto attacco. Pare che c'è stata questo affondo in territorio russo. Sconfinamento, uno sconfinamento, e quindi vedremo che cosa succederà. E poi questa notizia che va approfondita certamente. Ponte Morandi, Aspi sapeva che c'era il rischio di un crollo, ex consigliere di amministrazione in qualche modo, insomma, una cosa ammette. sconcertante, una confessione veramente che fa ribollire il sangue. Pensa ai parenti delle vittime che hanno sofferto e continuano a soffrire. Anche qui c'è un richiamo a quelle che sono le vicende della giustizia sportiva. Meno 10 dalla CAF, sconfitta poi ad Empoli. E invece andiamo a vedere nelle pagine interne quello che ci propone. Si parla proprio di difficoltà, di problemi del territorio, la vulnerabilità della nostra Sicilia. Deve fare i conti con un terreno vulnerabile, 322.000 residenti in area a rischio frane e oltre 12.000 gli edifici costruiti in zone di pericolo per smottamenti e alluvioni. Quindi, è importante questo rapporto dei geologi. Questo è poi ci chiediamo come mai accadano determinati eventi. Sì, c'è il cambiamento climatico, ma evidentemente il nostro territorio è stato per troppo tempo, diciamo, danneggiato in maniera eccessiva. È stato presentato anche qui il progetto della Ragusa-Catania, sarà l'anno della svolta. La domanda è questa: ma gli investimenti? Dopo mezzo secolo, cosa diceva là sopra? Sì, dopo mezzo secolo di illusioni. Speriamo, investimenti per 1,5 miliardi, la spinta del ministro Salvini e anche dei vertici dell'ANAS. Questo significa che probabilmente in Sicilia non bisognerà impiegare più di 2 ore per raggiungere la città di Ragusa da Catania, ma forse si potrà fare in meno tempo questo tragitto. Speriamo insomma che ci si possa avvicinare sempre più. Siamo in chiusura. Abbiamo ancora tempo. Abbiamo ancora tempo, allora abbiamo la possibilità di leggere ancora qualcosina sulle pagine interne. Anche qui il tema di quanto accaduto ieri. Aeroporto a Singhiozzo, l'odissea dei passeggeri, si sono accumulati ritardi, code agli imbarchi. A Catania la cena dell'Etna ha condizionato, l'abbiamo detto, l'attività dello scalo catanese, però evidentemente questo ha portato poi, abbiamo detto, non solo alle lunghe attese, ai disagi di rimanere in aeroporto a lungo, ma anche al rialzo dei prezzi, a dover ripagare. E attenzione, perché su Palermo sono stati dirottati 29 voli. Questa è la situazione. È stata una prova molto dura, ma la struttura e l'organizzazione dell'aeroporto di Palermo ha assorbito questi voli che sono stati dirottati da Catania a Palermo. Però certamente il disagio per chi ha viaggiato, chi ha dovuto spostarsi e poi tornare da Palermo a Catania magari in pullman o un altro mezzo è stato davvero una complicazione, un problema. Questa è la situazione. E poi ti leggo ancora un'altra notizia, però riguarda Stromboli e Milazzo. Alle 15 sarà il collaudo del sistema, saranno coinvolte le frazioni di Ginostra e l'isola di Panarea. Un test di allarme, 2 test operativi nel sistema allarme delle sirene per la segnalazione di eventuali maremoti e di attività esplosiva parossistica del vulcano Stromboli, che saranno attivati e saranno provati oggi alle 15 e interesseranno Stromboli, Ginostra, Panarea e Milazzo. Quindi insomma avvertiamo anche la popolazione. Facciamo una pausa e poi tra poco i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, sono le 7:47, passiamo alla rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora Michele, cominciamo con il Corriere della Sera. In primo piano c'è ancora l'alluvione, ma soprattutto stavolta ci sono le misure che verranno adottate. Oggi il decreto, tregua fiscale, stipendio agli statali che non possono lavorare, gli aiuti per i comuni colpiti, ci sono frane, milioni di alberi da ripiantare, c'è scontro sul commissario perché pare che all'interno del governo soprattutto la Lega non voglia affidare a Bonaccini questo ruolo. Allora leggiamo ancora sempre dalla prima pagina del Corriere, la guerra in casa di Putin, ne abbiamo parlato, l'incursione degli ucraini, poi c'è l'allarme di Fitto sul PNRR, agita la maggioranza perché c'è una difficoltà a spendere i soldi, l'appello del Capo dello Stato, quei no a etnie e populismi, cosa ci insegna Manzoni, e le celebrazioni di ieri per diciamo, la morte, i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni. E poi, questa è la notizia di oggi, sicuramente quella che suscita indignazione, Ponte di Genova, sapevo del rischio crollo ma non dissi niente, parla l'ex amministratore delegato e braccio destro di Benetton, e ha raccontato questa verità che davvero fa paura. Poi i clan mafiosi tornano ai tavoli degli appalti, questa è un'altra notizia da certamente evidenziare. Lo dice il procuratore De Lucia? Il procuratore, sì, infatti queste sono le notizie di stamattina. Parla il procuratore di Palermo, primo anniversario dell'attentato di Capaci, senza mafiosi stragisti in libertà, non ce ne sono più, almeno per quelli che sono stati individuati, una ricorrenza diversa, dice il procuratore De Lucia. Lo Stato ha un debito in meno con i propri martiri, ma resta tanto da fare per chiarire le zone ancora oscure. Mafia non è solo i contadini di Corleone, i clan, aggiunge, sono ai tavoli degli appalti. Questa è la nuova mafia, quella che viviamo quotidianamente. La Repubblica, basta parlare di etnia, il monito è di Mattarella, c'è un taglio diverso nell'apertura, il Capo dello Stato ricorda i 150 anni della morte di Manzoni, condanna il populismo. E poi lite tra ministri sulle modifiche al PNRR, il PD resa del governo proprio sui fondi europei. E ancora l'Ucraina, incursioni di Kiev portano alla guerra in terra russa, raid su Belgorod, e il sindaco di Bakhmut, ci riprenderemo la città, perché pare che Wagner abbia conquistato definitivamente la città. E ancora l'alluvione in Emilia, nei paesi sfamati dagli elicotteri, perché il cibo, i rifornimenti di prima necessità arrivano proprio dal cielo, arrivano in elicotteri. Bella quella foto, bella davvero, drammatica. Vedi, con questo verricello che va giù con gli aiuti da consegnare alle persone che sono rimaste bloccate anche in casa, addirittura ai piani alti. A 31 anni da Capaci, la mafia e la questione morale di Lirio Abbate, un approfondimento certamente da seguire. Anche qui la Juve -10, crolla ad Empoli, Mourinho così campionato falsato, parla il tecnico della Roma. Adesso andiamo alla Stampa di Torino, che ha l'apertura su una notizia di cui abbiamo già parlato. Morandi, noi sapevamo, la rivelazione shock, l'ex AD della holding Benetton, ci dissero nel 2010 che il ponte era a rischio crollo. Terribile questa, è una rivelazione shock. Confessione veramente così tardiva, naturalmente, però è sconcertante. È veramente da rabbia. Non parlai per paura di perdere il posto, i familiari dicono una vergogna. Questo è quello che dicono, che ha perso diciamo, una persona cara. E poi l'approfondimento che certamente fa riflettere: avidità, silenzi e cinismo, il pantano della menzogna. È davvero diciamo, un punto di vista condivisibile sicuramente. E poi c'è lo scontro sul PNRR. Salvini replica al ministro Fitto: spenderò ogni euro. Il governo è in confusione all'atto là dell'Europa a proposito di questi fondi che l'Italia non riesce praticamente. Sì, perché Fitto ha detto in sostanza che è talmente complicata la situazione che praticamente sfumano questi soldi. Non riusciamo. Ha suscitato un'ondata di è proteste. una grave perdita, insomma. Siamo a livello di polemiche ancora, esatto. Solo parole. E poi vedi la foto notizia, la rabbia Juve, eccola qui, il quotidiano di Torino evidenzia
quanto è successo ieri, Allegri e Amaro ci mancano di rispetto, perché potevano anche dare dopo la sentenza, dopo la partita. In questo modo hanno messo in difficoltà la squadra, che già insomma, soffre un po' da troppo tempo. Foto in apertura per il Sole 24 Ore, solitamente si occupa di questioni economiche, però questa apertura stop a tasse, multe ed estrazione del lotto speciale. 80 comuni che sono stati colpiti dalla alluvione. C'è un reportage con le imprese della Bassa in ginocchio, insomma bisogna ripartire, l'export di frutta a rischio, persi 40 milioni di alberi. È un numero che fa davvero paura. E poi c'è una notizia che non ho visto su altri quotidiani sui tumori in arrivo. C'è il diritto all'oblio per 1 milione di guariti. Questa è questa norma che dovrebbe arrivare molto presto. La notizia invece che farà discutere è questa violazione della privacy che sarebbe stata accertata. L'Irlanda ha multato Meta, che è l'azienda poi di Facebook, eccetera, eccetera, per 1,2 miliardi. Il colosso USA annuncia comunque il ricorso, ma è una stangata, comunque una bella multa. Perché avrebbe passato questi dati agli Stati Uniti, cioè i dati trasferiti dall'Europa, dei suoi utenti li avrebbe girati agli Stati Uniti. E poi adesso andiamo invece al Messaggero, vediamo qualcosa di più concreto rispetto a quelli che possono essere gli aiuti. Stop alle bollette per riposte delle alluvioni e fondi per ripartire. Idrovere al lavoro ad agosto, concerto solidale di Laura Pausini per aiutare gli sfollati, che ha perso praticamente tutto in questa tragedia. Ponte Morandi, Mionne in aula, nel 2010 sapevo dei rischi ma non feci nulla. L'ex AD aveva un difetto di progettazione. Adesso si poteva fare però qualcosa sicuramente, visto che si era scoperto. Italia unita da nord a sud, Mattarella commemora Manzoni, lui non voleva staterelli e l'uomo viene prima di etnia e nazione, autonomia, conflitto di interesse per ruoli chiavi ai tecnici del Veneto. Quindi insomma si continua a parlare di questo decreto sulla doppia autonomia. C'è una brutta notizia che riguarda il mondo diciamo, dei giovani e del lavoro in genere, perché l'università è in crisi. C'è un record di abbandoni nelle fasce e soprattutto nelle facoltà scientifiche. Uscite anticipate in aumento, ora sono il 7,3%, pochi laureati, mancano tutor e orientamento. Quindi non abbiamo un bel futuro da questo punto di vista. Le facoltà scientifiche sono quelle che ci dovrebbero assicurare molto lavoro ai ragazzi, ma pare che in Italia in questo momento ci sia un po' di crisi. Poi la vicenda della ragazza, la hostess italiana che è stata arrestata in Arabia, in cella non è per droga, il console dice sta bene, è in carcere, in un carcere saudita da 20 giorni, ieri il console l'ha visitata, la hostess di 23 anni, vedremo. Non è per droga, ma non dicono perché però. Bisognerebbe capire, adesso cercheremo di capire che cosa è successo. Il Fatto Quotidiano, c'è un'apertura diversa rispetto agli altri. La Meloni vuole addestrare i piloti ucraini in barba alle Camere. La formazione sugli F-16 infilato in un pacchetto sulle missioni estere. Queste sono notizie che becca solo il Fatto Quotidiano. È curioso che tutti gli altri non ce l'abbiano, ce l'hanno solo loro. Questo è. E poi però il PNR, anche qui il governo vuole rinviare la quarta rata e si indaga sui rapporti fra Baiardo e i servizi a proposito delle rivelazioni che ha fatto e che continua a fare. Allora, il Giornale sul Ponte Morandi, conoscevo i rischi ma ho taciuto i dubbi della difesa, frasi pericolose e contraddittorie. Questo scrive il Giornale, che poi ha un'apertura proprio su quelli che sono i fondi dell'Unione Europea. C'è una frenata sui fondi del PNRR, Bruxelles rallenta sulla terza tranche dei fondi, ma l'Italia è già in regola da 10 giorni.
pesa il nodo MES. Insomma, c'è sempre il gioco delle parti. Stiamo parlando lui di fa capire che se noi non accettiamo il MES, che è questo meccanismo, diciamo, di solidarietà europea, diciamo così, europea, in caso di crisi, se noi non accettiamo, questi qua non ci danno la terza rata. Più o meno l'interpretazione è questa, ma è un'interpretazione. Certo. Poi ancora gli effetti dell'alluvione, frutta e verdura alle stelle, e quindi come se non bastasse un altro aumento, ma stavolta perché la produzione è diminuita, è andata perduta molto del raccolto, e quindi ci saranno meno frutta e verdura sui mercati. Gli ultimi veleni, scrive invece Libero, l'addio acido della velina di Fazio, la Littizzetto in uscita dalla RAI, la Meloni vuole cacciare tutti e come si concia, insomma ci sono delle foto. Molto polemico, perché ovviamente loro la considerano di centrosinistra e di sinistra, mentre il giornale è un giornale orientato, come sappiamo, vicino al governo. Esattamente. Poi ci sono ancora polemiche su quello che è successo al Salone del Libro di Torino. L'idolo della sinistra è un sessista, quando la Gioia diceva di Melissa P, mettetela, e lasciamo stare quello che scrive ancora il giornale. Europa ubriaca, scomunicati vino e alcolici. Questa è una notizia di stamattina, perché sull'etichetta ci dovrebbe essere scritta la frase causa tumori, e questo ha scatenato in qualche modo la ribellione dei produttori di vini, non solo italiani, attenzione, però evidentemente così come sulle sigarette c'è scritto nuoce gravemente alla salute, anche sulla bottiglia di vino ci sarà scritto che può causare danni alla salute. Così la Chiesa, siamo su Avvenire, apre il cantiere sinodale. Lungo dialogo tra il Papa e i Vescovi su ambiente, ancora sui giovani, sui migranti, per l'avvio dell'assemblea. E poi arrivano i primi aiuti, il tempo migliora, ma resta l'allerta perché la situazione meteo ancora non è stabile. Anche qui sapevo che il ponte era a rischio crolli. L'ex AD Mion nel 2010 non dissi nulla, però sapeva di questo fatto. Attenzione, si parla di reato universale, utero in affitto, Fratelli d'Italia accelera, Flick su Torino, no alle censure, si parla di un'approvazione della legge sull'utero in affitto, sul divieto entro il mese di giugno. Attenzione al manifesto, che ha sempre delle notizie particolari, soprattutto delle fotonotizie. Qui il titolo è eloquente: buio Fitto, in riferimento evidentemente al ministro Fitto e a quanto... Leggiamoli quello, certo. Così spiega che cosa è. Il PNRR va smantellato, per gran parte non è spendibile. Fitto smentisce le parole che sono state riportate dalla stampa, confermate però dallo stato dell'arte, tra rate incagliate e piano da riscrivere. Salvini è furioso, opposizione scatenata, l'Unione Europea è perplessa, non abbassare l'ambizione complessiva. Allora, quindi in sostanza, da quello che capiamo è che Fitto ha, se lo rimetti un attimo lo vediamo, Fitto avrebbe come dire, smentito di aver detto che il PNR va smantellato, quindi questa vicenda è nulla, cioè su questa vicenda su cui si occupano intere prime pagine, interi dibattiti televisivi per ore e ore e ore, non c'è, perché lui ha detto no, non l'ho detto, ho sbagliato, mi sono sbagliato a dirlo. Insomma, la polemica non manca neanche stamattina. Allora, andiamo sull'ultima prima pagina, gestione dell'emergenza. Ci riferiamo evidentemente all'Emilia Romagna, il modello L'Aquila, quello che dovrebbe essere, diciamo, attuato. Il sindaco Biondi suggerisce subito un tetto agli sfollati e sostenere l'economia. Oggi in Consiglio dei Ministri i primi 100 milioni, provvedimenti d'aiuto per le zone alluvionate. È impossibile quantificare i danni, ancora 633 le strade chiuse, 23.000 evacuati e città allagate. E poi, come sempre, c'è questa vignetta di Osho, la commissione d'inchiesta sul Covid fa imbufalire democratici e grillini. Vedete, speranza con Conte. Ma come hanno fatto a riconoscerci che stavamo sempre con la mascherina? Ma sarà cantata qualcuno, sarà cantata qualcuno. Questo è, diciamo, la vignetta di stamattina. Con speranza, vabbè, ci fermiamo qui provvisoriamente, adesso guardiamo il meteo che è importante come sempre e poi dopo parleremo del reparto cardiochirurgia pediatrica a Taormina a rischio chiusura, speriamo di no. State con noi, buongiorno Sicilia.
Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì caratterizzata dall'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Avremo infatti una giornata soleggiata con un po' di variabilità sull'Appennino. Sulla Sicilia avremo sole prevalente per l'intera giornata con cielo sereno al più poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità pomeridiana specialmente sull'Appennino con deboli fenomeni che tenderanno però ad esaurirsi nelle ore serali. Temperature massime diurne che arriveranno a sfiorare anche punte di 24-25 gradi. Situazione analoga anche per quanto riguarda la giornata di mercoledì, quando avremo l'alta pressione nuovamente dominante che garantirà quindi una bella giornata, nubi in progressivo aumento nella seconda parte del giorno ma senza fenomeni degni di nota. Temperature massime diurne senza particolari variazioni. Con questo è tutto, per dettagli ulteriori scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Riprendiamo con una dolorosa notizia che è appena arrivata, purtroppo la morte di una collega con cui avevamo anche collaborato, è famosa in tutta Italia, Maria Giovanna Magli, aveva 70 anni, è una notizia di pochi istanti fa. Diamo il benvenuto alle nostre ospiti che sono Luana Lizio, sì, lei, e Sabrina Bruno, benvenute. Voi siete mamme, sì, e avete questa bella maglietta, sì, che dice: ci state spezzando il cuore, io sto con il CCPM. CCPM che è? Centro di Cardiochirurgia Pediatrico di Taormina. Bene, avremo in collegamento anche altre due mamme che sono Maria Rabuazzo e Agata Manganaro. Ci dovrebbe essere anche Salvatore Primavera. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo del rischio chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica a Taormina. Ne hanno parlato un po' tutti, anche Fiorello ne ha dato notizia nella sua rubrica mattutina. Ha curato migliaia di piccoli pazienti, non solo siciliani, del resto del paese, vengono anche da fuori, sono arrivati dall'Africa, dall'India, hanno formato medici. Perché questa chiusura? La spiegazione ufficiale è questa: c'è la legge Balducci che prevede che ci debba essere una unità di cardiochirurgia pediatrica ogni 5 milioni di abitanti. Ora, in realtà per la Sicilia si sperava, visto la nostra, diciamo così, importanza e anche densità di popolazione, che ci potesse essere una deroga, per cui ci potesse essere l'ospedale che c'è già a Palermo, quello che già esiste, e Taormina potesse continuare a esistere. Invece cosa avete saputo? Noi abbiamo saputo dell'imminente chiusura il 31 luglio. 31 luglio. 31 luglio, solo che però appena abbiamo saputo questa notizia abbiamo iniziato a movimentarci e a creare un po' di rumore. Abbiamo raccolto tantissime firme, abbiamo fatto una petizione su change.org Italia per evitare la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica e fino ad oggi abbiamo raccolto già 60.000 firme. 60.000 firme, sì, c'è stato un movimento generale. Mi permette di chiederle qualcosa di personale? Sì. Lei ha... Sì, io ho 3 figlie, l'ultima è nata il 27 giugno del 2022 a Catania con un cesareo d'urgenza e poi alla nascita noi non sapevamo nulla. Alla nascita ci accorgiamo che oltre ad avere la sindrome di Down ha 2 cardiopatie e per questo viene trasferita direttamente a Taormina e rimane lì 4 mesi e mezzo, subisce 2 interventi a cuore aperto e quindi l'abbiamo vista proprio brutta. In pericolo però, sì, con l'abilità dei medici di... Sì, loro ci avevano detto che nel giro di 72 ore mia figlia doveva essere operata, poi non appena l'hanno vista sono riusciti a temporeggiare e il primo intervento l'hanno fatto a 15 giorni dalla nascita. Dopodiché, dopo 2 mesi abbiamo dovuto fare il secondo intervento, non siamo mai potuti uscire dall'ospedale perché la bambina andava sempre in crisi respiratoria e quindi per noi è stato un punto di riferimento, perché avendo anche una famiglia con altri figli, certo, avercelo, noi siamo di Acireale, lì è Taormina, quindi mezz'ora di strada diciamo era più gestibile anche con una famiglia dove si hanno anche Immaginiamoci se doveste andare a Palermo invece. Esattamente, è impossibile immaginare di avere una famiglia qui e tu spostarti, perché non parliamo di giorni, parliamo di mesi, non è una questione un braccio rotto, quindi certo, parliamo di ricoveri molto lunghi, delicati e soprattutto in base al bambino ci sono delle degenze più o meno lunghe in base alla risposta di ogni bimbo.
E la sua ragazza? Io ho scoperto della patologia cardiologica di mio figlio durante la gravidanza. Piccola, grande? Sì, a 5 mesi. 5 mesi. E durante la gravidanza, facendo l'ecocardiogramma fetale. E da lì sono stata inviata a Taormina, dove sono stata seguita tutto il periodo della gravidanza e ho partorito lì a Taormina. Mio figlio non è uscito dall'ospedale per un mese perché tramite le prostaglandine, che è un farmaco per mantenere il dotto di Botella aperto, poteva sopravvivere. E quando è cresciuto un pochino hanno fatto il primo intervento, che è un intervento palliativo, per cercare di permettere che il bambino cresca e subire altri interventi. Che dovranno esserci Sì, il programmati? prossimo dovrebbe essere tra agosto e settembre. E quindi per me ci crolla il mondo addosso, perché noi comunque, loro lo conoscono, l'hanno visto nascere il bambino e quindi sanno la sua problematica cardiaca, sanno cosa devono fare, io di loro mi fido pienamente. Certo. Quindi si vivono momenti, mesi, settimane di grande tensione che, Dio non voglia, si sarebbero complicati in maniera probabilmente esponenziale se dovesse succedere questa chiusura di Taormina verso Palermo. Sentiamo per favore gli altri collegati, vediamo se c'è Agata, se c'è Maria, se vogliono raccontarci la loro esperienza. Sì, ecco. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci Allora, dica. la mia esperienza più o meno è come le altre, solo che a differenza, io quando è nata mia figlia, apparentemente era nata una bambina sanissima. Se non fosse stato che il San Marco, l'ospedale dove ho partorito, è a 15 minuti di distanza da Taormina, mia figlia oggi non era qua, perché mia figlia è nata con un'atresia polmonare, cioè non si è aperta la valvola polmonare e quindi, essendo che era una cosa che non si sapeva, avevamo i minuti contati. Se la bambina non arrivava in tempo lì, e loro sono i numeri uno, e subito capivano il problema della bambina, ammettevano le prostaglandine come il figlio dell'altra mamma, mia figlia sarebbe morta soffocata. E quindi è un vero e proprio miracolo quello che hanno saputo fare i medici di Taormina. Sì, perché mia figlia era apparentemente ingannevole, è nata una bambina normale, rosea, che invece solitamente quelli con il problema di mia figlia nascono scuri, invece lei era rosea, tranquilla, cioè apparentemente, ripeto, una bambina normalissima. E adesso come sta? Adesso sta bene, ma deve stare sempre sotto controllo. Noi prendiamo un farmaco a Taormina che ce lo danno solo loro, con un piano terapeutico, non so come faremmo se l'ospedale chiude. Dobbiamo andare a Palermo ed è molto più distante. Se la bambina ha una crisi respiratoria, da Catania a Taormina sono 2 passi, ma da Catania a Palermo penso che mi muore in macchina, e quindi ci sono tante cose, tanti problemi. Come no? Per questo noi vogliamo sono situazioni chiarissime e anche molto, molto delicate, molto difficili. C'è ancora un'altra persona, altre 2 persone che vogliono raccontare la loro testimonianza. Lei come si chiama? Salve. Buongiorno. Io mi chiamo Maria Concetta. Buongiorno. Allora, nel mio caso è diversa la situazione, perché io ho avuto un parto, una gravidanza perfetta. Noi abbiamo scoperto la cardiopatia di mio figlio a 2 anni per pura casualità. Mio figlio aveva la sindrome della scimitarra, che è molto rara, infatti non ho trovato altri bambini che avessero la stessa patologia. Mio figlio è stato operato nel 2020 e nel 2021. Ora è seguito e fa le visite ogni 6 mesi. Adesso quanto tempo ha? Quanto tempo ha? Mio figlio ha 6 anni adesso, è stato operato a 3 anni. E sta crescendo bene grazie al fatto che ci sono queste costanti cure e attenzioni da parte dell'ospedale. Sì, e la cosa importante che anche vorrei dire è che oltre ai neonati e ai bambini vengono seguiti anche adulti con malformazioni congenite, i cosiddetti GUC, quindi non è soltanto bambini ma anche adulti. La distanza non è io stessa sto a Catania, non è che sto tanto distante, ma il fatto è che
questi dottori, questo reparto per noi è importante. Noi seguiremo i nostri dottori ovunque, non è la distanza, è il fatto che noi ci siamo affidati a loro, certo, e vogliamo continuare a essere seguiti da loro. L'apertura del San Donato è positiva, però noi vogliamo stare con i nostri dottori che conoscono i nostri figli. Ma non c'è sanno dubbio, è molto bello quello che lei sta dicendo. Ecco questa fotografia che sicuramente vi farà piacere rivedere, perché qui ci sono, mi scusi. No, dicevo, ci sono abilità naturalmente straordinarie che ci sono già state raccontate, ci state raccontando, e ci sono rapporti anche umani particolari che si creano naturalmente in situazioni estreme come queste, quando ci sono dei professionisti che sono dotati anche di grande umanità e sanno capire i sentimenti di genitori che sono, come dire, che tremano, e chi non lo farebbe al loro posto di fronte a situazioni così difficili, così complicate. C'è Salvatore Primavera adesso collegato con noi. Ecco, buongiorno e benvenuto. Ci racconti un po'. Sì, io sono il papà del piccolo Tommaso, un bimbo di 5 mesi, affetto da una patologia congenita rara, un truncus arterius. Lui ha subito un intervento dopo appena 15 giorni dalla nascita. Naturalmente è soggetto a continui controlli, un po' come tutti i bambini cardiopatici, e dovrà subire altri interventi nel corso della crescita, perché appunto questa patologia richiede questi tipi di interventi. Volevo anche dire una cosa, precisare rispetto alle altre cose che hanno detto le mamme in precedenza, che è vero che c'è questa legge Balduzzi che stabilisce un centro ogni 5 milioni di abitanti per regione, però è anche vero che è un decreto che non è così inderogabile. Se noi pensiamo al Veneto, che ha quasi gli stessi abitanti, diciamo, della Sicilia, 4,8 milioni, ha 2 centri. La Lombardia, che ha una popolazione poco inferiore ai 10 milioni, ne ha addirittura 3. Quindi sì. Questo è molto importante quello che sta dicendo lei, oltre naturalmente alle vicende che abbiamo sentito e che sono più importanti di tutti, perché insomma salvare la vita a questi bambini è qualcosa di meraviglioso, e questo dobbiamo dirlo, riconoscere il merito straordinario della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Però quanto ci stava dicendo Salvatore è molto importante, perché le deroghe esistono, non è che sono solo sulla carta. Veneto, Lombardia, perché non la Sicilia, dove certamente i medici di Palermo sono all'altezza, ma perché mettere a disagio tante persone? E tra l'altro loro abbracciano anche la Calabria. Ci sono i bambini cardiopatici calabresi che passano lo stretto per venire a Taormina, perché in Calabria non c'è una struttura che li può aiutare, quindi loro abbracciano anche tutta la parte. Quindi noi chiediamo che venga fatta una convenzione anche con la Calabria, che così in automatico anche per loro è più vicino ed è un aiuto anche per i calabresi. Questo è molto importante, anche questo, cioè potrebbe essere la deroga, si potrebbe anche motivare, perché potrebbe essere il bacino ufficiale per la Calabria, così. Anche perché si deve capire che quando si entra in questi centri e tu inizi ad avere a che fare con queste problematiche, i bambini, tu li affidi a delle persone che diventano la tua famiglia, perché affidare un bambino di pochi giorni, 15 giorni, e lo dai nelle mani di un chirurgo che il papà, diventa il papà di questi bambini, è una cosa importante, è una famiglia, anche perché poi i controlli saranno a vita, perché purtroppo non è il braccio, è il cuore della parte fondamentale per questi bambini. Beh, voi confermate una straordinaria umanità, ci fate capire tantissimo e non possiamo non essere solidari con voi. Le 60.000 firme, che è bellissima, è una bella cifra, come avete fatto a raccoglierla? È partito da una mamma, ci siamo unite tante mamme, tra cui abbiamo un gruppo dove ci sono anche tante mamme calabresi. Comunque una mamma di Catania è partita e ha detto: facciamo una petizione, iniziamo a fare girare questa notizia e cerchiamo di raccogliere. Noi pensiamo di raccogliere almeno 5.000 firme, ma devo dire che facendo il giro, tra cui anche personaggi come Fiorello, come Salvo La Rosa, hanno fatto girare il messaggio, e quindi siamo riusciti a raccogliere ben 60.000 firme. Lo vogliamo fare anche noi, naturalmente. Come si fa per firmare?
e andare nel sito di change.org Italia. Eccolo qua, ce l'abbiamo davanti, sì. Change.org. Vorrei evitare la chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina Ospedale e si firma lì. Sì, si firma lì. Ma siete bravissime, devo dire, avete una forza d'animo. Ci siamo alleate, abbiamo fatto un bel gruppo. Lo facciamo per i bambini e per i nostri medici che sono i nostri angeli. Straordinarie siete. E anche le magliette vi siete fatte. Per le manifestazioni andiamo tutte compatte con questa maglietta, ci dobbiamo fare sentire per loro. L'obiettivo è 75.000 firme, vedo, si è già a 61.666. Sì, esatto. Quindi insomma, e una volta che arrivate a 75 cosa speriamo che dai piani più alti ci iniziano a sentire e noi andremo a spiegare le problematiche. Contate su di noi naturalmente, sia per le firme che poi anche per darvi spazio quando avrete le 75.000 firme, che secondo me sarà tra pochissimo, e speriamo, e potete venire qui da noi a raccontarlo e a chiedere ancora con maggiore forza e con maggiore punto di appoggio il fatto che la cardiochirurgia pediatrica di Taormina non venga chiusa, così come in altre regioni, abbiamo sentito, in Veneto e in Lombardia ne esistono più di una. Mille auguri, siamo a vostra disposizione, facciamo una breve pausa, grazie anche alle mamme e ai papà che si sono collegati con noi, a presto e in bocca al lupo per tutto. Breve pausa, buongiorno Sicilia, state con noi. Allora, comincia adesso per la prima giornata la nuova nostra rubrica da qui a domenica, quando si voterà, le domande ai candidati. In questo caso c'è l'avvocato Gabriele Savoca, che è sostenuto da due liste, Sud Chiama Nord e De Luca per Catania, naturalmente per essere eletto sindaco di Catania. Abbiamo pensato, visto che i candidati siete 7, di darvi 7 minuti ciascuno. Quindi adesso poi faremo partire il countdown. Un momento ancora alla regia, volevo chiarire comunque che questa elezione è un'elezione importantissima, perché ci sono coinvolti in Sicilia 128 comuni, 8 milioni un sacco di abitanti, scusate, 1.400.000 elettori, e oltre che a Catania si vota anche a Siracusa, a Ragusa, a Trapani e altri 128 comuni. Bene, allora attenzione, avvocato Daniele Savoca, Sud Chiama Nord, De Luca per Catania. Prima domanda, via il countdown, 7 minuti. In cosa siete diversi dagli altri? Beh, siamo diversi dagli altri intanto perché Cateno De Luca ha scelto finalmente di investire rispetto a un principio che spesso viene diciamo, enunciato dai politici, soprattutto negli ultimi anni, anche per farsi belli un po', per dire, no? Che è quello di dare lo spazio ai giovani. Ecco, Cateno oggi ha stabilito di darlo con la mia candidatura. Io sono un giovane sì competente, lo direte voi, ma ho pur sempre 31 anni, per diciamo, affermare quello che è un principio, di far sì che i giovani siano il presente, non il futuro di questa città e nelle istituzioni, anche perché, diciamolo, sfatiamo un mito. In Italia forse noi siamo considerati sempre o troppo giovani o troppo vecchi per avere delle posizioni. E allora questo invece non succede nel resto del mondo. Alla mia età già ci sono ragazzi, uomini che governano grosse multinazionali o sono a capo di grandi amministrazioni. Poi siamo diversi perché non siamo né centrodestra né centrosinistra, che secondo noi hanno la responsabilità politica di aver amministrato male la città, consapevolmente. Seconda domanda, la prima emergenza che affronterebbe se dovesse essere eletto sindaco? Indubbiamente le questioni che riguardano appunto le emergenze della città sono quelle visibili agli occhi di tutti, ma ce l'hanno detto pure i cittadini nei recenti sondaggi, tra l'altro uno pubblicato appunto dalla Sicilia, che l'emergenza sicuramente è quella dei rifiuti, indubbiamente, la sicurezza e la questione della mobilità in città. Sui rifiuti ritengo che sarebbe corretto rivedere quelle che sono state le scelte sulla
raccolta differenziata. Ecco, la eliminerebbe? No, assolutamente, la raccolta differenziata è senz'altro una strada giusta ed è quella che si deve seguire, ma indubbiamente eliminerei quel porta a porta con i sacchetti davanti ai portoni che restano lì per mezza giornata, anche se si tratta della notte, ma è inaccettabile che un cittadino la metta la sera per ritrovarsela la mattina quando andava a lavorare. Si fa rimettendo i cassonetti, possibilmente quelli smart, che erano già stati acquistati tra l'altro dal comune, in modo anche da favorire la differenziata in questo senso e da non lasciare la spazzatura per strada. Oggi è l'anniversario di Capaci, lotta alla mafia a Catania, che significa prevalentemente spaccio di droga, piazza di droga, estorsioni. Catania vive un'emergenza sia sicurezza per quanto riguarda la microcriminalità, ma non dimentichiamoci che purtroppo la nostra terra è vittima di questo fenomeno che è la mafia, e oggi lo vediamo sempre di più, lo vediamo purtroppo non solo più nelle periferie, ma lo vediamo anche al centro della città. Viviamo un'emergenza con lo spaccio del crack, ad esempio. L'abbiamo visto quello che è successo a quell'autista del nostro servizio dei trasporti. Ecco, in quel caso si trattava di un energumeno che era in evidente stato diciamo di non piena coscienza, era chiaro che era sotto stupefacenti e probabilmente proprio sotto crack. Allora le istituzioni e anche il sindaco deve cercare di spingere quelle che sono le istituzioni a Catania, di spingere il prefetto, il questore a intervenire in maniera più dura per reprimere quelli che sono i fenomeni della droga, dello spaccio e della criminalità. L'ultima domanda. L'ultima domanda. A 3 minuti ancora. Quindi c'è tempo. Perché non vi siete alleati con il centro-sinistra? È avvenuto anche in Sicilia, in altre realtà, c'è Carlentini, Licata, Modica. Perché questa scelta? Perché non è stata fatta su Catania? Allora, indubbiamente io non ho pregiudiziali contro il professore Caserta, il quale è una persona capace e indubbiamente il candidato del Fronte Progressista, sicuramente di grande cultura e molto preparato nelle materie economiche. Però ritengo che al centro-sinistra non ci sia una vera alleanza. Lì abbiamo assistito purtroppo a una coalizione elettoralistica e l'abbiamo visto. Io credo che in politica non si possano prendere tanti pezzi e sommarli semplicemente in un periodo elettorale. E aggiungo che purtroppo in quella coalizione ci sono soggetti che hanno una responsabilità politica importante sulla città. Fino all'ultimo momento potevamo trovarci ad esempio il candidato sindaco Enzo Bianco, che poi invece ha scelto di proseguire candidando la figlia, Vabbè, quasi seguendo la casata, perché lui è incandidabile appunto, ma dico, io ritengo che tutti possiamo essere utili e possiamo dare un importante contributo per la nostra città, ma nessuno è indispensabile. Allora credo che lì continuano a litigare anche all'interno di quella coalizione, quindi mi sembra che di progressista ci sia molto poco in questo fronte, in questa coalizione. La scelta è stata di andare soli perché per cercare di dare un messaggio molto chiaro alla città, e in questo io ho cercato di darlo in prima persona, perché ho deciso di non candidarmi ad esempio al Consiglio Comunale, proprio per dimostrare che non sono alla ricerca di reti di protezione. C'è ancora un minuto, se vuole posso fare un'altra domanda. Dopo il nettezza urbana pulizia, la seconda emergenza di cui si occuperebbe da sindaco? Di sicurezza ne abbiamo parlato, parlerei di mobilità. La questione mobilità, sicuramente abbiamo assistito in questi ultimi anni a un incremento dell'utilizzo della metropolitana, però non possiamo chiedere ai cittadini catanesi di utilizzare i mezzi pubblici se non li mettiamo nelle condizioni di utilizzarli. Allora la metropolitana sì funziona, ma ha poche fermate e dovrebbe sicuramente avere più treni, ma se andiamo a parlare delle ciclabili che esistono solo, diciamo così,
giusto perché ci sono a lungomare, o se andiamo a parlare degli autobus, ritengo che il cittadino non si sente certamente spinto ad utilizzare i mezzi pubblici, anche perché quando inizia, quando decide di utilizzarli, inizia praticamente un viaggio della speranza. I cartelloni con il minutaggio li abbiamo solamente in via Etnea. Ecco, Catania è questo, è emblematico, perché Catania è questo, le vie principali sono così, se giri l'angolo, disastro. Perfetto, bravissimo, ha chiuso a un secondo prima dei 7 minuti, è l'avvocato Gabriele Savo, che io prima ho sbagliato, l'ho chiamato, fortuna che il cognome non l'ho sbagliato, ecco. Savoca rimane, le liste sono quelle lì, Sud chiama Nord e De Luca per Catania. Faremo così con tutti gli altri candidati, ce ne sono ancora 6, quindi saremo equanimi, come si dice. Grazie, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie a voi. Grazie, breve pausa, buongiorno Sicilia. State con noi. Anni fa la strage di Capaci, vogliamo ricordarla con un personaggio particolarmente significativo, il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, che è in collegamento con il nostro Marco Gullà. Buongiorno e benvenuti entrambi, si trovano a Palermo provvisoriamente. Naturalmente voglio ricordare soltanto due cose. Innanzitutto il capo della polizia, Pisani, Vittorio Pisani, poco fa ha detto l'esempio di Falcone, della moglie, che era anche magistrato, Francesca Morvillo, degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cilio e Antonio Montinaro. Il capo della polizia ha detto: il loro esempio continua a vivere e il nostro dovere è mantenerlo. Voglio ricordare che per questa strage ci sono stati 22 condannati, più o meno la cupola e gli esecutori agli ergastoli, naturalmente Riina, Provenzano, Greco, Aglieri, Madonia, Calò, però è in corso il processo di appello per il quale è imputato anche Matteo Messina Denaro, che dovrebbe collegarsi in videoconferenza con il carcere di Malaspina di Caltanissetta, ma alle prime udienze Messina Denaro, già condannato all'ergastolo in prima istanza, non si è presentato, ma ricordiamo quella tragica pagina della nostra storia recente. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco. Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso, è andato e ha girato queste scene drammatiche, scene da guerra. Veramente terribile rievocare quei momenti. 500 kg di tritolo. Allora il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, è collegato con Marco Gullà, gli do di nuovo il benvenuto. A te Marco. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno sindaco. Sì, sindaco, che tra l'altro in questo momento, diciamo, la domanda che le facciamo subito è: che ricordi ha, insomma, di quel giorno terribile per il paese, ma anche per Corleone? Drammatici, e devo dire, rivedere quelle immagini veramente atterriscono. La violenza della mafia, probabilmente assistita anche da altri corpi, come spesso si dice, ha distrutto la vita di un uomo che ha dedicato tutto il suo tempo a combattere il male per cercare di far prevalere il bene. È morto con lui anche la sua compagna Francesca Morvillo, sua moglie, e poi anche gli agenti. Devo dire, pensavano di far finire un'epoca, una vicenda, un impegno, invece hanno lasciato, quelli che l'hanno ucciso hanno lasciato un'eredità che noi dobbiamo raccogliere, mantenere e tramandare anche ai nostri figli, perché è veramente la via che dobbiamo percorrere per il bene della Sicilia. È cambiato qualcosa rispetto a 31 anni fa a Corleone?
Credo di sì, anzi sicuramente sì. Secondo me è cambiato tantissimo. Intanto le nuove generazioni che conoscono ormai bene, per sfortuna nelle scuole se ne parla tanto, conoscono benissimo questi fatti, e a Corleone in particolare hanno vissuto un tempo tremendo in cui la libertà era preclusa. Adesso i giovani vivono il tempo della libertà, lo chiedono ai propri familiari, lo impongono alla società, lo chiedono agli amministratori. Noi, raccogliendo queste istanze e questo grido, abbiamo anche fatto un'azione in Consiglio Comunale in cui diciamo alla famiglia Rina e al figlio Rina che a Corleone non sono graditi. Marco, spiega bene per favore questa vicenda per gli ascoltatori. Sì, c'è una battaglia, tra virgolette, forse la possiamo anche definire, etichettare così, che il sindaco ha ormai ingaggiato con la famiglia Rina. Insomma, il figlio ovviamente del boss Rina in questo momento è tornato a vivere a Corleone, ma c'è, diciamo, la comunità e in questo caso anche il primo cittadino che abbiamo qui al fianco di Corleone, che insomma non gradiscono la presenza di Salvo Rina nel paese. Tra l'altro la mia domanda allora è: sindaco, ma in paese si vede Salvo Rina? Ma veda, io so che circola, so che c'è in giro, so purtroppo che chi lo incontra in qualche modo lo saluta con qualche ossequio, ma non credo perché senta il piacere di farlo, quanto perché questa famiglia, l'ambiente in cui hanno vissuto, ha determinato terrore in città, e quindi ci sono ancora ricordi tristi di quella presenza, per cui è più un dato apparente che reale. Tuttavia però accade, e quindi preoccupato di questo cosiddetto disagio sociale che io avverto presso i cittadini dalla presenza di questo soggetto. È per questa ragione che abbiamo fatto un atto in Consiglio Comunale, un ordine del giorno in cui auspichiamo che i poteri che lo possono fare, il Ministero dell'Interno, la Prefettura, la Questura, facciano in modo che sia allontanato da Corleone. Ecco, sindaco, questa domanda gliela faccio io. Ecco, dopo che avete votato questo importante ordine del giorno in cui chiedete l'allontanamento di Salvo Rina, avete avuto risposte dalle istituzioni? Da chi vi aspettate, come dire, un passo? Ma sappiamo che la vicenda chiaramente è molto seguita sia dagli organi dello Stato in provincia di Palermo, quindi questura, prefettura, e so che chiaramente il Ministero dell'Interno, da noi interessato anche quando lo stesso Rina è venuto a chiedere il rinnovo della carta d'identità, tutta la documentazione, visto che adesso la carta d'identità viene rilasciata in forma elettronica, viene trasmessa al Ministero dell'Interno. Mandato un mese fa, ancora pare che non abbia ricevuto riscontro, tant'è che se ne è lamentato pubblicamente con la stampa. Non è escluso che questo sia effetto delle nostre richieste per una valutazione attenta della problematica da noi sollevata. Bene, speriamo che possano esserci sviluppi in questa direzione. Ancora tu, Marco. Sì, sicuramente quella che ha ingaggiato il sindaco è una battaglia significativa, importante. Tra l'altro noi ci troviamo proprio, insomma, non so se lo riuscite anche a vedere, siamo proprio lo vediamo. Davanti, dietro il murales di Giovanni Falcone, poi al fianco c'è anche quello di Paolo Borsellino, quindi siamo in una zona abbastanza significativa, e purtroppo tutte queste tessere poi si sono collegate, sindaco, dal figlio di Rina ai murales, a tutti gli eventi, le commemorazioni che ci sono nel giorno del 23 maggio. Però oggi le voglio fare un'altra domanda: a Corleone come si vive? C'è questo questo diniego, questo no alla mafia, soprattutto da parte delle nuove generazioni? Sappiamo benissimo, insomma, che al di là delle parole, al di là, insomma, di quello che possiamo dire, ci sono comunque molte famiglie che anche a Corleone sono ancora, diciamo, legate a Cosa Nostra. Veda, i murales, nei giorni in cui arrivava il figlio di Rina a Corleone, noi abbiamo inaugurato un murales nella piazza Falcone Borsellino, che è il luogo della cosiddetta socializzazione dei corleonesi, un murales di Francesca Morvillo, che guarda dall'alto, così come avviene per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in questo che noi abbiamo alle spalle, che guarda dall'alto i corleonesi. Devo dire che è stato apprezzatissimo dalla gran parte dei corleonesi, che si riconoscono adesso in questo percorso, piuttosto che in quello rappresentato dalle logiche mafiose di cui è ancora esponente il giovane Rina che è venuto a Corleone. Quindi c'è già una forte consapevolezza e una voglia di affrancamento enorme. Corleone non più mafia, Corleone ormai legalità, cultura, libertà. Questi sono un po' i tre termini
che caratterizzano la Nuova Corleone. Quindi c'è, poi certo ci sono ancora coloro i quali sono stati imparentati con mafiosi, che sono legati ancora a logiche di mafia, ma sono una sparuta minoranza e probabilmente anche loro cominciano ad avvertire che l'essere stati parte della mafia e allora era una potenza, adesso è un disvalore. Sindaco, scusami Marco, c'è una denuncia che registriamo stamattina sui quotidiani del procuratore De Lucia che comunque evidenzia come ci siano ancora delle coperture, quelle della borghesia, nei confronti della mafia. È un reato questo, dice il procuratore, perché la mafia dopo le stragi è tornata di nuovo a occuparsi di droga e appalti, che sono poi fonti di finanziamento, di liquidità, di potere. Beh, veda, evidentemente tutto questo sarà anche vero nei centri in cui c'è più economia e più di questa attività. Devo dire che Corleone è uno dei comuni che sta avendo maggiori risorse dal PNRR perché ha partecipato a tanti bandi e ne ha vinti. Abbiamo noi attualmente assegnati 36 milioni di euro per attività varie legate a finanziamenti del PNRR. Certo, questo può suscitare anche, diciamo, interesse del mondo che ruota intorno al tema degli appalti. Tuttavia noi abbiamo la consapevolezza che lo Stato, specialmente nei territori più controllabili, certamente la provincia lo è, ha ripreso il pieno controllo assoluto del territorio e di chi lo vive, quindi secondo me è in grado di frenare qualsiasi voglia di riprendere attività illecite nel Ma ci fa molto molto piacere, Sindaco, ascoltare queste parole. Lo Stato, quindi la sua amministrazione, ha il pieno controllo del territorio di Corleone, così come ci ha fatto piacere ascoltare il suo punto di vista con i 3 obiettivi: legalità, cultura e libertà per la nuova Corleone. Davvero complimenti e buon lavoro al Sindaco Nicolosi, grazie a Marco Rullà per essere stato con noi. Noi rientriamo in studio e adesso facciamo un momento di pausa con un sorriso con Insieme. Torno a una cosa alla quale tengo moltissimo, cioè la TV di servizio, anche durante un programma comico, lo facciamo con i tutorial e lo stiamo facendo anche con le lingue. E noi ancora in questa puntata vi offriamo la seconda parte, proprio per chi non ha seguito la prima potete recuperarla in rete, la seconda parte del corso di inglese della ricotta. Oggi le lingue... Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life. Peppi, te l'ho detto, siamo in Europa. Lo so. Siamo in Europa, siamo europeani. Europeasi. Più o meno, perciò dobbiamo conoscere 2 lingue. Sì. Questa scuola è importante, dobbiamo imparare l'inglese, se no non andiamo avanti. E poi questa scuola utilizza un metodo particolare che si chiama metodo full immersion. Lo sai che significa? No. Praticamente tutto quello che fa il professore, tutto quello che dice il professore lo dobbiamo ripetere uguale. Così questo inglese ce lo impariamo subito. Lui è proprio madrelingua. E padre? È muto. Oh, magari sta arrivando il professore, ripeti tutto. Ripeti. Esatto. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students. Nona. I am a teacher. I am a teacher. You are a student. You are a student. Nona. You are so stupid. You are so stupid. You. I am so stupid. Yes, you are. What is this? What is this? This is a book. This is a book. Oh, this is a book. Ha ragione. This is a book, this is a wreck. This is a wreck, this is a what? This is a nas. This is a capezzi. Raccapezzi. Raccapezzi. Now, where do you live? Where do I live? Come so, alla scuola? No. Where do you live? Ma anche più di 2, 3, 4, questo mangia tutto, vuol sapere come sono fatte queste olive dentro all'acqua con la medicina seccata. Have you understood? Sono olive arrostute. No. Mai assaggiata, arrostute mai. It's okay. Now I will teach you the numbers. 1, 2, 3, 4, 5. It's easy. Non si può dire. It's easy. Ci sei creature pure, non è che... 1, 2, 3, 4, 5. It's easy. Pure a me mi piacciono i zisi, che non si può dire. A chi è che non piacciono i zisi? A te sono più grandi. Abbastanza. What zisi? Sono 4 femmine.
it's okay. Now I will teach you a song. Allora io sono Tonino. Io sono Peppino. Sono due fratelli. A song. A song. Io non giuro che venire a sta scuola inglese, ma che me ne fotte a me? Repeat. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Don Luigi fa din down, fa din down, fa din down. Don Luigi fa din down, my fair lady. Come on. Come on. Don Luigi fa din down, fa din down, fa din down. Don Luigi fa din down, my fair lady. Don Luigi fa din down, down, sit down. Mettiti qua e stai tranquillo, devi stare sereno. È chiaro, stai tranquillo. Don't worry, don't worry. Chi è Don't Worry? Ha sostituito a Don Luigi. Now I will teach you an English sciogli language. Sciogli language. Sciogli lingua. This is a salt. This is a pepper. Give me the salt, pass me the pepper. Pass the salt, give me the pepper, take the pepper, give me the salt, give me the pepper, take the salt. 50 euro sopra il pepper, va a fanculo, va! Si può vincere sicuramente. Now the first lesson is finished. Please go home. Please go. Go home. It's finished. It's finished. Go home. Ma che succede? It's finished. Go. Mi hanno rubato l'altra volta le gomme. È sempre questo What gomme l'altra volta? It's finished. It's finished. È fornuta. Sorry. Yes, sir. So thank you. Yes. Together show. Yeah. Fine. Together show the Records. The records. Signore, insieme al show la ricotta, perché le lingue sono forti. Thank you. Da non perdere domani alle 23. Angelo, abbiamo ancora tempo per qualche giornale. Una curiosità intanto che riguarda la guerra legata alla tecnologia. Stop ai chip Micron, la ritorsione cinese nella guerra dell'high tech, rischi gravi per la sicurezza. Una prima restrizione verso un produttore degli Stati Uniti. A dicembre Biden aveva posto limiti all'azienda rivale di Pechino, quindi insomma i grandi colossi economici adesso si fanno la guerra anche da un punto di vista, diciamo, tecnologico. Poi c'è un'altra notizia di cui abbiamo già parlato, ma si parla ancora della chat GPT, ecco. la privacy, nuova indagine sull'intelligenza artificiale. Il garante italiano per la protezione dei dati sta valutando di avviare un'indagine, per ora conoscitiva, sulle altre piattaforme di intelligenza artificiale operative nel nostro paese, dopo essere intervenuto su quella più famosa, la chat GPT. Quindi insomma si lavora ai limiti all'intelligenza artificiale, di questo ne abbiamo già parlato. Multa record da 1,2 miliardi, dati personali dell'Unione Europea sono stati inviati negli Stati Uniti. La mossa del garante irlandese, violate le norme, la holding di Facebook prepara il ricorso e insomma è inevitabile che ci sia ricorso. Poi una notizia che diciamo ha poco a che vedere con... Ma che Renzi Calenda, che fanno? Buttala lì un attimo. Ti dico questa qua, dai. Intanto la prendiamo dalla stampa, ma la possiamo vedere anche altri giornali. Renzi Calenda, veleni è una tregua obbligata insieme alle elezioni europee, oppure salta tutto. Vabbè, quindi si presenteranno insieme. Si presenteranno insieme. No, la notizia è questa, perché si parla di Bill Gates e non solo, ma di Epstein soprattutto. Rivelerò la tua storia con Mila. Così Epstein ricattò Bill Gates, il finanziere, lo minacciò per la relazione con la giovane russa, giocatrice di bridge, e poi si è arrivata alla condanna nel 2008. Il finanziere Epstein venne riconosciuto colpevole per aver procurato una minorenne per scopi di bel tipo, bel tipo Epstein. Poi ci fu il patteggiamento e la libertà, insomma una brutta storia quella che viene raccontata stamattina su diversi quotidiani. Vedi, anche su Repubblica c'è la stessa notizia. Epstein ricattò Gates, pagami o rivelo che hai una giovane amante. Insomma, storie certamente poco edificanti. Accadde oggi, 23 maggio del 1915, il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria
pensate che cose terribili, e inizia la grande guerra, inizia la prima guerra mondiale, capitavano queste cose nel cuore dell'Europa e nel nostro paese. 1934 a Black Lake vengono uccisi in un'imboscata dei Texas Ranger Bonnie e Clyde, famosissimi. Il 23 maggio del 1954 nel New Jersey nasce The Marvelous, Marvin Hagler, campione mondiale, spero di averlo detto bene, dei pesi medi di box dall'80 all'87, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Nel 72 a San Pablo nasce il pilota di chiare origini italiane Rubens Barrichello. Nel 1974 nello Utah nasce la cantautrice ed attrice Jewel. Nel 1982 a Cesena nasce la conduttrice, scrittrice ed attrice Andrea De Logu, che salutiamo. E poi il 23 maggio del 92 c'è purtroppo Capaci, che abbiamo ricordato lungo tutta questa nostra puntata. Il 5 maggio del 1995 Sun Microsystems annuncia il linguaggio di programmazione, nuovo linguaggio che si chiama Java. E poi il 23 maggio del 2008 a Brasilia viene firmato il trattato costitutivo dell'Unione delle Nazioni Sudamericane, si chiama UNASUD, una specie di Unione Europea trasferita in Africa. Nell'87 a Caltagirone, da queste parti, nasce la cantautrice e scrittrice Levante, e noi vi lasciamo con la sua Lo stretto necessario, dove Levante canta con Carmen Consoli. È tutto, buona giornata, ci rivediamo domani. A domani.